paga, vuol dire che se un partito che ha tanti soldi a disposizione per fare campagna elettorale, quindi un partito potentissimo a Roma, che ha ministri, che riesce dopo 25 anni di battaglie a fare qualche che avevo appena detta, anche portando sua buona fede, perché non bisogna fare guerra con nessuno, cioè se questi non vogliono fidarsi di questi, e se questo è il massimo che delle persone in gamba e volenterose riesce a portare a casa, non sei qui a strada, di sicuro? Cioè, questo è quello che riesci a portare a casa. Io ho dichiarato loro 80 euro abitante, zero, vuol dire niente, considerando che il Veneto paga 70 miliardi di euro di tasse all'anno, 70 miliardi, 400 milioni. Quelli che non tornano in giro, cioè 20 miliardi ogni anno in roba, 20 miliardi in roba ogni anno, dal 2018-2019 tornano in giro 400 milioni, ma nel frattempo che sarà di tagli, quindi probabilmente chi arriverà molti meno di quelli che arriva adesso, si continua a tagliare ogni anno per finanziari. Di conseguenza, non che sia altra strada, cioè io non sono mai stato per l'indipendenza, bisogna che lo dichiari apertamente, per l'indipendenza del Veneto, pensavo che fosse possibile riformare lo Stato con delle proposte serie e avendo a che fare con delle persone che hanno un po' di dignità, un po' di responsabilità, dire vabbè sta tempo, fin adesso è andata così, bisogna un po' cambiare perché sennò non può andare avanti così. Ma non è possibile purtroppo seguire questa strada e la Lega è la dimostrazione che non è possibile seguire questa strada. Loro si partì con l'idea di indipendenza, le 300.000 baionette e così via, i Segà convertito al riformismo, al federalismo, i andati a Roma, i comanda più di tutti gli altri, il partito più vecchio che è in Parlamento, i là, i comanda più di tutti gli altri, non combina niente. Ciò significa che se un partito di questa dimensione, che ha 25 anni di storia, che ha un mucchio di voti, non combina niente, riproporre la stessa strada non ha senso, cioè dire no, ma quando arriveremo avanti faremo meglio, no, cioè devono far buono che loro hanno fatto il massimo possibile nella contrattazione con Roma, non è quella strada.